la polizia, il primo riferimento è quasi sempre la squadra mobile. Operatività, grinta, presenza, poi indagine, appostamenti, irruzioni. E ogni squadra mobile ha un suo capo. Ad Agrigento Attilio Brucato soffia oggi sulla 10ª candelina della sua permanenza nella città dei Templi, dal 2 dicembre del 1996 al 2006. Ogni comparso delle forze dell'ordine ha una memoria storica, una punta di diamante, una persona di esperienza, perché respira la stessa aria per tanto tempo. Un esempio del passato, Giuliano Guagelli, il maresciallo dei carabinieri, il Massino. Un esempio del presente, Attilio Brucato, tra i primi riferimenti ad Agrigento della direzione distrettuale antimafia di Palermo. Un'immagine simbolo, rubata qui, fuori dal palacongressi del villaggio Mosè. Piero Grasso, allora procuratore di Palermo, ma già designato procuratore nazionale antimafia, e Attilio Brucato. Parole e gesti in segreto, lontani da occhi indiscreti, o quasi. 10 anni, 9 gennaio 1999, la seconda maxi operazione Akragas, colpo mortale a Cosa Nostra Agrigentina, sepolta dalle dichiarazioni di Pasquale Salemi e poi di Alfonso Falzone. Brucato all'ingresso della questura e tra gli arrestati anche uno dei killer di Gualtelli, Giuseppe Fanara di Santa Elisabetta. Poi eccolo qui, caserma Angelone, via Cristi, Agrigento, la mattina del 5 aprile del 2000, il giorno dell'operazione antimafia Fratellanza a Favara. Pochi mesi dopo, il 28 maggio, Brucato e la sua squadra mobile arrestano a Castrofilippo il capomafia di Favara, Giuseppe Vetro. La mattina del 14 luglio del 2002, una domenica, giorno di San Calogero, Attilio Brucato è il primo, pistola in pugno, ad irrompere dentro il casolare di Salvatore La Sala, a Santa Margherita Belice. La squadra mobile interrompe un consiglio provinciale di Cosa Nostra, che ha appena eletto Maurizio Di Gati capo provincia. In carcere 15 boss. È il fiore all'occhiello della carriera di Brucato, che poi piazza altri colpi pesanti contro i tentacoli della piovra che tenta di riemergere. Ad esempio il blitz Ombra. E il 17 febbraio del 2003 in manette 26 presunti mafiosi di Agrigento, Porto Empedocle, Racalmuto, Favara e Palma di Montechiaro, accusati di avere ricostituito la famiglia di Cosa Nostra di Agrigento Villa Seta dopo le batoste delle operazioni Akragas. Poi ancora 11 luglio del 2005, un lunedì, dopo la domenica del Santo Nero, scatta il blitz San Calogero, 13 arresti per mafia tra Agrigento, Favara e Palma di Montechiaro. Mafia e impresa, 3 date. Il 6 maggio del 2002, l'operazione Appalti Liberi, 11 arresti, presunti mafiosi, imprenditori e tecnici comunali, opere pubbliche e condizionamenti criminali. Poi il 28 giugno 2002, il giorno dell'operazione Libera Impresa, 13 mandati di cattura contro altrettanti presunti mafiosi, accusati di estorsione contro imprenditori e commercianti impegnati nella zona di Porto Empedocle. Poi il 29 marzo del 2004, Alta Mafia, 43 ordinanze di custodia cautelare in carcere, un uragano contro insospettabili colletti bianchi della politica, le libere professioni e le amministrazioni comunali, affari all'ombra di Cosa Nostra. Mafia allicata, le operazioni Progresso, la prima il 14 febbraio del 2005, 8 arresti, poi la seconda lo scorso 14 febbraio. Squadra mobile e narcotraffico, l'operazione Trifoglio, ad esempio, il 9 dicembre del 2002, 26 arresti tra Agrigento, Grotte, Calicattì, Sciacca, Siculiana, Raffadali e Porto Empedocle. Poche cifre e date di una onda lunga 10 anni che aggredisce e divora tumultuosa